Smantellata dalla Polizia di Stato nel Sorano un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e usura, che ha portato all'esecuzione di 11 misure di custodia in carcere, di cui 4 donne della famiglia, 2 misure cautelari degli arresti domiciliari e 4 obblighi di dimora, oltre a 5 deferiti in stato di libertà. La complessa attività investigativa, denominata Ultima Corsa, coordinata dalla Procura di Cassino, è stata svolta dal personale della squadra mobile di Frosinone nei confronti di alcuni soggetti riconducibili ad una famiglia di etnia Sinti, ritenuti responsabili di aver monopolizzato l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre all'usura e all'estorsione ai danni di imprenditori. Operazione importante, questo non significa che noi sottovalutiamo quelle che sono anche le attività quotidiane, ecco, facendo le operazioni importanti diamo dei segnali di presenza sul territorio, in questo caso come avevo sottolineato, no? È stata sradicata un'organizzazione criminale dedita allo spaccio, al traffico di stupefacenti, all'usura in principal modo, all'usura perché l'usura è un reato veramente terribile che coinvolge imprenditori, commercianti, cittadini, quindi ecco un'operazione che ha messo un punto di fronte allo strapotere di un'organizzazione criminale di Sinti. Questo, ripeto, non significa, come dicevo all'atto del mio insediamento, che il controllo del territorio non sarà sempre più pressante per dare modo ai cittadini di sentirsi tranquilli, sentirsi sicuri. Il territorio sorano, già da diversi anni, è oggetto di numerose indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile che hanno permesso di individuare 2 fazioni, una facente capo ad una famiglia di origini campane ed una di carattere prettamente locale con al vertice pregiudicati sorani, ben ramificate sul tessuto sociale, capaci di monopolizzare l'assetto criminale della città di Sora. I 2 gruppi, dopo un primo periodo di collaborazione nell'acquisto e nello spaccio sulle varie piazze del Sorano, sono entrate in contrasto, dando vita ad un vero e proprio scontro finalizzato ad acquisire il totale predominio. Il conflitto è terminato nell'ottobre 2020, quando la squadra mobile ha sgominato l'organizzazione criminale di estrazione campana nell'ambito dell'operazione Requiem, con cui sono state arrestate 28 persone ritenute responsabili a vario titolo di traffico di droga, estorsione e riciclaggio. Sora la conosciamo molto bene perché questo non è altro che il prosieguo di quell'attività, la famosa operazione Requiem dell'ottobre 2020. La conosciamo perfettamente quelle che erano le conflittualità e sapevamo altrettanto bene che togliere di mezzo poi il gruppo campano avrebbe portato in auge il gruppo Sinti e così è stato. Quello che avevamo previsto nel giro di 6-7 mesi alla fine si è verificato. Ecco quindi la nostra tenacia proprio la nostra meticolosità nell'attività investigativa. Gli arresti con l'estromissione del rappresentante campano hanno creato un vuoto di potere nella città, consentendo ai componenti della famiglia Sinti di ottenere il totale controllo del territorio e della vita sociale della cittadina sorana, costituendo una sorta di mutuo soccorso nell'approvvigionamento dello stupefacente e nella spartizione dei profitti ottenuti dalla gestione delle loro attività illecite, tra cui quella dell'usura. Le vittime abbiamo ricostruito nel corso della biennale delle indagini circa 20 vittime, abbiamo individuato 20 vittime, tra cui la maggior parte piccoli ristoratori, piccoli commercianti che nel periodo di pandemia chiesero aiuto proprio a questo gruppo familiare molto coeso, molto compatto, che faceva proprio appunto della familiarità il punto di forza, quel mutuo soccorso sia nell'approvvigionamento dello stupefacente sia anche poi come collante per le loro attività illecite, tra cui quella più riprovevole sicuramente l'usura. Bisogna fare un plauso al coraggio di quelle vittime che sono venute a denunciare. Ricordo perfettamente quell'episodio in cui se nell'arco del settimanale non si riusciva a pagare la retta degli interessi, allora pretendevano pranzi e cene gratuite. In quell'occasione la ristoratrice non ha potuto pagare loro cena perché il locale c'era un numero
congruo di avventori, e loro per sbeffeggiarla gli urinarono contro le pareti del locale, liberando il locale, come era prevedibile, e quindi costretti a quel punto ad offrire loro quanto richiesto. È importante che le persone che si trovino in difficoltà a qualunque titolo, soprattutto se sottoposte all'usura, si rendano conto che l'omertà non è la soluzione. Devono presentarsi in questura da noi oppure dagli altri colleghi, insomma delle altre forze di polizia, ma devono denunciare i fatti per dare modo a noi di intraprendere le dovute iniziative e fare in modo che i fenomeni si blocchino, perché sennò se ognuno si tiene dentro, diciamo, le proprie situazioni non si riesce a risolvere mai il problema. Invece questo è un dato di fatto. Ecco, con questa operazione facciamo capire che il risultato, anche se ci ha impegnato per lungo tempo, si è raggiunto. Le indagini, partite dalle corse clandestine di cavalli per le strade cittadine nel periodo del lockdown, hanno consentito di delineare i contorni di un'articolata organizzazione caratterizzata dal vincolo familiare. Partiamo dal 12 aprile 2020, il giorno di Pasqua, in cui ci fu quella famosa corsa di cavalli, andò su tutti i video, su tutti i TG nazionali e creò un serio disagio per le forze dell'ordine, tra cui noi della squadra mobile. Ricordo perfettamente, come ho detto in conferenza stampa, il momento in cui mi arrivò questo video e rimasi a dir poco scioccato. Da lì capimmo l'esigenza di dover fare qualcosa, perché era inammissibile che 60 milioni di italiani fossero nelle loro case e un piccolo gruppo fosse sprezzante di qualsiasi legge e si potesse permettere di fare il comodo suo. Immaginate voi in un piccolo contesto l'imperversare di questi soggetti che in modo sprezzante volevano far vedere a tutti che non seguivano le regole. Beh, questo è un atteggiamento che va subito biasimato e va frenato. Cioè, ecco perché nasce da lì, ecco perché ho sposato diciamo subito con attenzione e ho sposato l'idea che ha avuto il dottor Genovesi di chiamare questa operazione Ultima Corsa, proprio per riferirsi a quel filmato che girava e imperversava su YouTube di questi sinti che correvano a bordo dei cavalli delle loro carrozze all'interno del centro di Sora. E quindi Ultima Corsa anche perché oggi si è compiuta l'ultima corsa.